Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, via la maschera. Perché questo titolo roboante con una mascherina col cuore di fuoco? Perché molte volte, spesso e volentieri diciamo, delle persone quando hanno dei rapporti, delle storie con altre persone, storie importanti chiaramente, uno dei due porta una maschera. Però prima di fare questo micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri bellissimi e gloriosi gruppi Facebook, dove ve lo ripeto, ma lo sapete già, le migliori amicizie dei gruppi nel mondo dei Face sono le nostre. E poi anche in Telegram alle 20:30 ogni lunedì sera il Legare Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico e gratuito all'entrata, possono accedervi tutti e siete tutti benvenuti. Bene, iniziamo questa piccola e breve pillola su via la maschera. Perché? Perché succede spesso e volentieri che delle persone hanno delle storie anche importanti con persone che portano un velo, una maschera, un'illusione, cioè praticamente voi incontrate una persona e sembra la persona perfetta, che sia uomo, che sia donna, insomma mostra il lato migliore di sé. E questa cosa magari dura 9 mesi, 10 mesi, anche 18 mesi, può durare anche fino a 3 anni. Però cosa succede in questo periodo? In questo periodo, a parte gli ormoni che sono 1000, le emozioni che sono 1000, soprattutto se una persona ha il lato emozionale di se stessa che praticamente è predominante, quindi che cosa vede nell'altra persona? Vede quello che l'altra persona gli vuol far vedere e di solito si mette praticamente non è che l'altra persona praticamente mostra tutto il meglio di sé e si pensa che sia o la moglie o il marito perfetto, ma nella realtà quell'altra persona in quel momento lì sta giocando un ruolo quasi da giocoliere dei sentimenti, e quindi voi pensate che quella persona lì sia sempre stata così e sia così per sempre, per l'eternità. Poi cosa succede? Succede che quella persona lì non riesce più a reggere il gioco, o a voi diciamo che questa illusione, questi ormoni finiscono e incominciate a vedere i lati meno, come si suol dire, meno lucidi, però insomma siete sempre emaliati da questo suo fare il giocoliere, no? Poi a un certo punto lui toglie la maschera e scappa, se ne va, sparisce dal vostro perimetro sentimentale, del vostro, come si suol dire, cerchio della vostra storia, della vostra zattera, insomma sparisce da voi, no? E a questo punto voi restate un attimino, come si dice, legati da questo ricordo forte di questo periodo che sembrava non dovesse mai finire, ma che purtroppo queste persone fanno finire. Allora, quando voi ricercate questa persona anche tramite la magia, dovete sempre tenere presente che se l'esoterista vi dice che guarda che quella persona è bassa di Bovis, guarda che quella persona non è proprio la tua anima gemella, ma è solamente non un mascalzone, non un narciso, ma è proprio una persona fatta così, cioè quella persona ha giocato un gioco molto importante con te, ma nella realtà perdi del tempo, no? Allora, se voi non date ascolto a queste cose, quando lui tornerà con un atto di operazione di alta magia operativa, voi vi dovete tenere presente che molto probabilmente tornerà, ma non potrà più mettere la maschera. Questo tipo di maschera che vi ha illuso magari per 9, 10, 15, un anno, 2 anni, forse anche 3, e quindi voi lo vedrete realmente com'è, e a quel punto lì voi penserete: ma com'è possibile che prima era così e adesso che è tornato non è più così? Semplicemente perché quello di prima non era mai lui, ma era solamente un'illusione che sia i vostri ormoni che lui avevano creato dentro di voi. Voi avevate dentro un castello di sabbia pensando che fosse invece qualcosa di sasso. Quindi, crollato questo muro qui, voi vivete un'amarezza intensa e non sapete più in un certo senso come risolverla. L'unico modo per risolverla è tagliare con soggetti del genere, però chiaramente non è facile perché ci sono in giro
sentimenti, ci sono in gioco sentimenti molto importanti da parte vostra, e quindi lì allora è dura la faccenda, ma il vostro marietto ha praticamente già fatto delle pillole in radiestesia basic in cui possono venire a dare una mano, in cui, se voi guardate queste pillole, vi può dare una mano per tagliare questi legami perniciosi, queste situazioni veramente delicate in cui ci vuole una mano vibrazionale per tagliare recidere queste catene che vi ha mandato o vi ha messo addosso questo personaggio. Il vostro marietto quindi vi consiglia di andare a vedere le ultime, dalla 19 alla 23, di pillole di radiestesia basic, e attivare quei circuiti che vi possono dare una mano per uscire da questo circolo vizioso di questo tipo che porta le maschere, questo multitasking di maschere. Ce ne sono tanti e vi ho già spiegato in altre pillole che più pericolosi sono i narcisisti, però ci sono anche gli egoici e altre tipologie di personaggi. Bene cari amici, il vostro Medietto è finito qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Garia Medietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!